Al via le puntate digitali del progetto Donne, Ženske, Women, Femmine, storie e voci di una terra di confine. Il progetto, coordinato dal gruppo Armada Flavio Vidonis, con il sostegno della regione Friuli Venezia Giulia sul bando didattico educativo appunto dedicato al mondo delle donne. Il progetto vede il coinvolgimento di numerose scuole, istituti scolastici della regione, ma anche del Lazio, in particolare dell'Istituto Comprensivo Fiorini di Terracina. Il progetto va ad analizzare la situazione delle donne su 4 segmenti particolari, in particolare quello che la donna ha saputo ricreare come spazio, come vita, come modo di vivere. 4 appunto sono i segmenti che toccheremo, che stiamo toccando appunto dal mese di settembre e si concluderà nel mese di maggio. Sono le donne del Carso dei primi Novecento, in particolare le donne che vivevano accanto agli uomini che lavoravano all'interno delle cave, il paesaggio rurale, soprattutto il modo in cui vivevano e cercavano appunto di sopravvivere. Le donne dell'Esodo, le figlie degli istriani, fiumani e dalmati che dopo la tragedia hanno saputo riconquistare, ricostruire la propria vita in terre sconosciute, in terre anche del nostro Friuli Venezia Giulia. E a queste abbineremo anche delle interviste a chi è rimasto in Istria, in particolare con alcune delle donne di Buie, che è il comune gemellato anche col comune di Duino Risina. Il terzo segmento è il segmento dedicato alle donne friulane, sia dell'Altra Carnia, ma anche delle donne friulane che sono emigrate con le proprie famiglie nell'Agropontino, provenienti dall'antico Friuli, oggi appunto tra provincia di Pordenone e provincia di Udine, hanno saputo riconquistare e soprattutto costruire e portare le proprie testimonianze, le proprie usanze e le proprie tradizioni all'interno delle proprie famiglie in quelle terre. Ed infine abbiamo uno spaccato di quello che è il Friuli Venezia Giulia, in particolare con le donne del Collegio del Mondo Unito, con gli studenti del Collegio del Mondo Unito, che racconteranno le proprie vicissitudini e soprattutto le proprie storie per rappresentare un po' quello che è lo spaccato del mondo del Friuli Venezia Giulia. Il progetto multidisciplinare che vede partenariato il comune di Duino Risina, il comune di Prepotto, l'Università della Terza Età di Trieste, il Circolo Duinate e il Lions Club di Duino Risina è un progetto multidisciplinare. Questo progetto ha visto l'organizzazione di una serie di rappresentazioni artistiche con delle mostre settoriali e soprattutto dedicate al mondo della donna, appunto all'interno dello spazio cultura, ma una mostra sarà itinerante proprio con i lavori dei ragazzi delle scuole. Una rappresentazione teatrale in occasione di Primavera al Castello a fine marzo dell'Università della Terza Età e una serie di escursioni e soprattutto di uno scambio reciproco di conoscenza delle scuole di Duino Risina e di Terracina. Il progetto ha voluto fortemente, essendo un bando didattico, che siano protagonisti proprio i ragazzi delle scuole, gli studenti delle scuole medie, ma come anche delle scuole elementari della nostra regione, della scuola appunto di Borgo Armada, che saranno protagonisti sia della registrazione dei video, ma anche delle interviste fatte alle donne appunto friulane, istriane, del Carso e soprattutto quelle internazionali. A tutti voi buona visione delle puntate.